Prima campanella dell'anno scolastico oggi, lunedì 13 settembre, per gli istituti superiori, medie ed elementari di Verona e Veneto. È un nuovo inizio per la scuola e per tutti gli alunni e alunne che affrontano finalmente il rientro in classe con le rassicurazioni fornite da vaccini, Green Pass e nuovi protocolli che puntano a conciliare le garanzie per la salute con una piena ripresa delle attività. Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, questa mattina è stato ospite delle medie Rosani Fincato e delle elementari Achille Forti in Borgo Venezia per augurare buon anno scolastico ai giovani alunni e dove è stato accolto da Inno alla Gioia e Te Deum suonati dal vivo. Il giorno in scuola penso che nessuno di noi se lo sia scordato e rimane indelebile nei ricordi di tutti noi. Poi quest'anno ovviamente è un primo giorno ancora più importante. Noi devo dire come amministrazione abbiamo lavorato tanto, sia sull'aspetto edile delle scuole, sia sugli investimenti di centinaia di migliaia di euro per garantire i protocolli sanitari. Io penso sempre che siano i soldi meglio spesi, quelli per la salute dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. L'auspicio e l'augurio che ho fatto a tutti è che non ci si fermi più, che non ci sia più la didattica a distanza, perché è fondamentale per i ragazzi stare insieme, socializzare all'interno delle scuole, e anche per i genitori, perché i genitori la gestione dei tempi familiari, ovviamente la scuola è sia un ambito formativo importante, ma importante anche nella gestione degli aspetti e degli orari della famiglia. Veramente buon anno scolastico a tutti. Fiduciosa anche la dirigente dell'Istituto Comprensivo 15, Patrizia Muscolino. E che sia di buon auspicio per un anno veramente denso di emozioni. La nostra è una scuola aperta al territorio, una scuola che è in sinergia con i genitori. Tutti i docenti lavorano affinché i bimbi possano stare bene, questo è ciò che più importa a noi. E desidero sottolineare l'importanza della relazione educativa, perché noi abbiamo attuato la didattica a distanza, siamo stati tra i primi anche ad attivarla, però la mancanza della relazione educativa fa certamente la differenza. Abbiamo lavorato fino a tarda notte per l'applicazione e l'attivazione della piattaforma SIDI, che ci ha consentito già questa mattina alle 7 di avere un controllo peculiare di tutto il personale scolastico. Abbiamo quindi tutto il personale docente, tutto il personale ATA è stato controllato tramite la piattaforma SIDI. Di contro sono state divulgate le circolari per i protocolli Covid e abbiamo visto che comunque c'è un'altissima percentuale di docenti e personale già vaccinato. Davanti al liceo Maffei, un gruppo della rete degli studenti medi ha manifestato per puntare i riflettori sulla questione generazionale che accusano non essere mai stata trattata con rispetto e attenzione. Ci siamo di nuovo davanti alle nostre scuole che finalmente hanno riaperto perché speravamo che in qualche modo la pandemia potesse mettere in luce tutto quello che è un sistema scolastico che ormai si è rivelato marcio, che era marcio già da prima della pandemia, ma che è necessario in questo momento provare a immaginarci diverso. Siamo consapevoli che la nostra generazione in realtà sia una generazione seria, che è anche in grado di assumersi le sue responsabilità e di mettere in sicurezza non solo se stessa ma in generale il resto della comunità, quindi per quello siamo assolutamente contenti in generale di come sono andati i dati circa le vaccinazioni all'interno delle scuole. Siamo contenti che in generale si adottino nuove misure per il contenimento del virus, dopodiché comunque una serie di problemi strutturali al di là della pandemia restano e se non si cambiano le cose adesso resteranno anche dopo, ecco.